Ieri sera ho detto a Conte e all'amico Di Maio che entro il fine settimana ho il dossier pronto e poi ci confronteremo. Il dossier in questione è quello sull'autonomia e a pronunciare queste parole è stato Matteo Salvini, incalzato proprio sul futuro del Veneto e della Lombardia. Un futuro per il quale il governatore Zaia si dice sempre fiducioso. Ci sono assolutamente delle novità. Intanto prendiamo atto che c'è una bozza sulla quale discutere, dall'altro il governo è in movimento su questo fronte e lo siamo anche noi come regioni. E il 70% di questa bozza va bene e adesso spero che l'incontro tra il Presidente del Consiglio e i due vice premier porti a una soluzione che sia una soluzione ovviamente sostenibile. Per il governatore il ritardo nei tempi è dovuto solo alla portata del progetto. Il cambiamento è epocale, visto e considerato che ormai quasi la totalità delle regioni a statuto ordinario sta chiedendo o annuncia di voler chiedere l'autonomia, per cui è inevitabile che nell'agenda di governo nei prossimi mesi, nei prossimi anni si parlerà sempre di più di autonomia, di un paese che diventerà finalmente federale. Guardi, nel 1948 i padri costituenti immaginavano l'Italia così, oggi questa Italia diventerà federale e autonoma proprio grazie alle regioni.